Buona giornata intanto da Tome che torna a casa. Sì, sono tornato dove sono nato. È stata una bella coincidenza che insomma, abbiamo scelto tra la FIP e il Comitato Veneto questa sede. Insomma, quando mi hanno detto che si faceva a Montebelluna, ho detto devo fare di tutto per esserci. Beh, sicuramente perché insomma la persona che sei, il giocatore che sei, insomma, si conosce non soltanto qua. È un avvenimento importante per Montebelluna questo. No, sì, è un evento molto bello al quale teniamo molto come federazione. Ci sono due progetti, sia quello che coinvolge le squadre sia quello che coinvolge le scuole come questo. Insomma, un evento finale che permette a scuole di tutta Italia di venire qui e condividere del tempo insieme con la maglia NBA, con giocatori e giocatrici che giocano, quindi sono tesserati, e che non giocano, e quindi invitiamo nella famiglia pallacanestro anche tante nuovi ragazzi e nuove ragazze. Insomma, è un bel evento e mi sembra che anche non sono tanti posti con dei bei campi così vicini, quindi complimenti a Montebelluna e complimenti a chi ha organizzato tutto quanto. Infatti facevo i complimenti in sede di presentazione un paio di settimane fa al segretario, perché ho detto siete stati bravi a coinvolgere i tesserati ma soprattutto i non tesserati ad entrare nel mondo scuola, che è sempre un po' particolare. No, ripeto, è un lavoro come sempre di squadra, però ci teniamo in particolar modo, come hai detto tu, per invogliare nuovi ragazzi e ragazze a conoscere la pallacanestro. Poi sarà a loro decidere se continuare a frequentarci o meno, però insomma è raro che un ragazzo o una ragazza che venga a contatto con la pallacanestro poi insomma rimanga indifferente. Però con la scuola come federazione investiamo tanto per cercare di farci conoscere le famiglie, e siamo contenti che tanti poi ci scelgono, perché insomma è un bello sport, è un bell'ambiente e siamo sicuramente accoglienti. E il campionato ti è piaciuto? Quale? Il campionato italiano intanto. Di Serie A? Sì. Sì, certo, è stato molto avvincente, complimenti, siamo in zona, quindi complimenti a Treviso e a Marcello Nicola, con cui ho giocato a Siena, perché è stata veramente un'impresa. Non rimane il titolo, ma insomma emotivamente è qualcosa di molto grande quello che hanno fatto, e quindi complimenti. Ahimè retrocede una sarda, Sasse però fa parte del gioco, però siamo qui e facciamo i complimenti a Treviso. Per farti ricordare l'NBA ti hanno portato la mascotte di Violto. Ma questa è una cosa che sicuramente piacerà tantissimo ai ragazzi e ragazze. Lui è una mascotte molto famosa anche in NBA perché è molto dispettoso e quindi si darà molto da fare. Però insomma è anche a testimonianza di come l'NBA ci riconosca un certo livello di organizzazione, perché non è scontato che mandino appunto la mascotte e faccia così tanti eventi e collaborazioni come sta facendo in questi giorni, se avete seguito un po' i social. Vuol dire che stiamo crescendo come numeri, ma anche come rispetto che un mondo importante come l'NBA ci mostra nei nostri confronti. Tome, buon Montebelluna e buona Italia e ben Italia. Grazie, buona pallacanestro a tutti. Grazie.